Amici miei, veri solo amici miei, sempre pronti a dare una mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Lei a che numero è arrivato? A 45 sfilate. Si brinda già alla donata. E qua iniziamo a scaldare i motori, perché la donata a Rimini deve essere una cosa meravigliosa, bellissima, bellissima. Rimini, arriviamo! Arriviamo! Li abbiamo sentiti cantare, visti brindare, organizzarsi per la partenza da tutto il Veneto, direzione Rimini-San Marino, con la gioia di ritrovarsi insieme da ogni regione d'Italia dopo 2 anni di sofferenza. Non ci possono essere alpini senza dunate e soprattutto senza lo sfilamento delle penne nere, l'orgoglio in marcia, la festa che ricorda la tradizione senza tempo. E allora siamo a ridosso del momento più atteso che Antenna 3 e il gruppo Media Nord-Est, come sempre, seguono in diretta tutto il giorno per raccontarvi ogni prezioso istante di questa festa. Un momento al quale non mancherà, in quel di Rimini, il governatore Zaia. So che Antenna 3 Rete Veneta, voi li state seguendo alla grande da vicino con le dirette, penso che i veneti saranno felici se non potranno andare direttamente a Rimini, avranno presso le vostre televisioni a modo di seguirli in diretta. Questo sarà bello, è bello, ma anche un modo per riconoscere non solo la dunata, che è già un evento, uno degli eventi più grandi che si fanno al mondo, ma riconoscere la grande attività che fanno gli alpini come volontari nelle nostre comunità, nel sociale, nel recuperare sentieri, siti, immobili. Direi che se mettessimo assieme tutti gli interventi che hanno fatto gli alpini potremmo dar vita a una grande città. Appuntamento con la diretta dello sfilamento dalle 9 e come sempre la possibilità per voi telespettatori di mandare i vostri messaggi al 351 175 5340. Una giornata da passare insieme, noi e voi, assieme agli alpini.